Presidente Tavecchio, un'altra occasione per ribadire che il Friuli Venezia Giulia a livello di calcio dilettanti non è secondo nessuno. Sicuramente è una regione che ha delle grandi capacità e soprattutto ha dato il sistema calcio dei grandi dirigenti, dei grandi atleti e non ultimo anche questo giovane importante per la nostra nazionale. Senta, lo stato di salute invece del calcio dilettanti a livello nazionale? Ecco, non si può non dire che ci sono delle problemi e problematiche di natura economica, le società hanno dei grandi oneri e non sempre riescono a mantenerli con grandi sacrifici. Bisogna vedere, sperare che si ritorni al volontariato puro e questo dovrebbe essere capito soprattutto dai calciatori che non abbiano le pretese che ci sono ormai quasi tutte. Sul territorio i nostri giovani devono pensare ad essere volontari anche loro e non solo i dirigenti di società. Senta, ma Agamennone, cioè la Lega Nazionale Professionisti, se può mangiare anche, diciamo così, le briciole, le mangiano? Ma guardi, la Lega Professionisti in questo momento è in un travaglio anch'essa, senza i diritti televisivi sarebbero in grande difficoltà. Loro devono imparare, a mio avviso, senza fare lezioni a nessuno, di pescare nel nostro mare di giovani locali. Noi assistiamo a delle situazioni dove ci sono delle squadre che schierano 11 undicesimi di stranieri e gli stranieri non vengono gratis qui soprattutto, quindi questa è la questione.